Ciao a tutti, rieccoci qui, rieccoci allo Scrigno del Calcio. Ogni giorno alle 13 esce un nuovo video, alle 13 esce, poi ognuno di voi lo guarda quando vuole, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi paese del mondo. Questa è la forza di internet. La rubrica Sfogliando gli album. Ogni settimana ripercorriamo le caratteristiche di un album, delle figurine della Panini. Siamo all'84-85, l'anno dello storico, leggendario, mitologico scudetto del Verona. Questa è la copertina. Ovviamente nessuno sapeva che il Verona avrebbe vinto lo scudetto, quindi la copertina è questo portiere che probabilmente sta subendo un gol e i protagonisti delle 16 squadre di Serie A, ogni squadra caratterizzata da un protagonista con la maglia della sua squadra. Eccole qui. Tanto i protagonisti li conoscete: Dirceu, Stromberg, Juari, anzi Müller del Como, no, questo è Barbatichio dell'Avellino, questo è Juari della Cremonese, Socrates, Platini, Hatley, insomma abbiamo tutti i vari protagonisti della Serie A. Passiamo all'album, ormai solito calendario con sfondo arancione, classico di inizio e metà anni 80. Questo è il calendario della stagione 84-85. Guardiamo un po' la struttura più o meno delle figurine e delle squadre. Prima squadra l'Ascoli, storico scudetto dell'Ascoli, anche con lo sponsor, questo sponsor Olio San Giorgio, che capeggia anche in rosso sulle maglie della squadra marchigiana. Da quest'altra parte c'è la mascotte della squadra e la foto della squadra schierata che vedete, e questa è la pagina dell'Ascoli completa. Quindi struttura delle figurine molto classica, molto tipica degli anni 80, contorno della figurina bianco e cornice verde. Questa è l'Atalanta. Vi faccio vedere vi faccio vedere anche l'Atalanta, vi faccio vedere qualche squadra particolare di quell'anno. Ripeto, stagione 84-85, la mascotte con la dea Atalanta, questa bella figura femminile in primo piano. Adesso vediamo qualche squadra, anche qualche maglia particolare, perché ad esempio c'è l'Avellino che fa la foto con la maglia stile Ajax, anche se c'è qualche giocatore. Intanto c'è la foto di squadra che è di qua, eccola qui, con la maglia verde invece, e c'è anche un giocatore che evidentemente ha fatto la foto in un giorno diverso dagli altri, che ha la maglia completamente verde, che è questo Pasquale Casale, che vedete ha la maglia diversa dagli altri. Però sostanzialmente diciamo che l'album si contraddistingue come classico degli anni 80, con la scheda di ogni singolo giocatore, con presenze e reti negli anni, scritto molto piccolo, quindi ovviamente farete fatica a vederlo da qui. Vi faccio vedere qualche squadra particolare. Intanto c'è il Como, che quell'anno, pensate, rimase imbattuto in casa, non perse mai in casa, si salvò anche abbastanza tranquillamente e vinse una partita storica a San Siro 2-0 contro il Milan, la famosa partita dei tacchetti magici. Si disse che Hansi Müller, giocatore tedesco, consigliò di giocare con gli scarpini con i tacchetti di gomma per stare meglio in piedi in campo, e effettivamente fu così, perché il Como vinse 2-0 con gol tra l'altro anche di Matteoli. Questa è la Cremonese, che retrocesse quell'anno, allenata da un giovanissimo Emiliano Mondonico. Questa è la Fiorentina, con la stupenda maglia con la riga bianca, che tra l'altro 3 o 4 anni fa ripresentò la società viola come riedizione di quella maglia bellissima. Mi piace a volte quando rievocano delle maglie storiche. Questa è la Juventus, campione d'Italia in carica con lo scudetto sulle maglie, che andò incontro a una stagione abbastanza negativa invece quell'anno, anche se vinse la Coppa dei Campioni nella drammatica serata dell'Aisel. Mi piaceva moltissimo questo scudetto della Juventus, mantenuto fino all'inizio degli anni 90.
così come mi piaceva quello del Torino con il Toro, che tra l'altro hanno rimesso adesso. Questa è la Lazio che finì in Serie B in quella stagione con una girandola di allenatori in panchina. Adesso vi faccio vedere, credo ci sia il Milan dietro, eccolo qui, il penultimo Milan senza Berlusconi, con Agostino Di Bartolomei arrivato dalla Roma, che segnò proprio alla Roma in quell'anno. Poi c'è il Napoli, qui c'è la prima figurina di Maradona a Napoli, eccolo qua, primo anno e prima figurina Panini di Diego Armando Maradona. Il Napoli non andò benissimo, soprattutto nella prima parte di campionato, nella seconda invece andò piuttosto bene. Adesso vi faccio vedere rapidamente un altro scudetto bellissimo, era questo della Roma con il lupetto. E poi abbiamo, ovviamente non poteva mancare, questo è lo scudetto del Torino che vi dicevo prima, non poteva mancare la squadra campione d'Italia di quella stagione, il Verona. Questa è l'Udinese con la maglia bellissima, anche questa poi rievocata qualche anno fa dalla nuova Udinese, maglia tipo Monaco, diciamo così. Ed ecco il Verona, la squadra che tra la sorpresa generale, tra lo stupore generale, vinse lo scudetto 84-85, esattamente 40 anni fa, almeno stando adesso al 2025. Verona di Bagnoli è una squadra che con i nomi che conoscerete sicuramente tutti, anche chi come me non seguiva il calcio per questioni di età in quella circostanza. E poi passiamo alla Serie B. Finalmente la Panini ha capito di non mischiare Serie B e Serie C in un'unica pagina. Qui ci sono le varie squadre, c'è l'Arezzo, adesso andiamo velocemente, vediamo se c'è qualche squadra particolare in quella stagione. Intanto c'è il Bologna che faticava a tornare in Serie A, Bari e Bologna insieme. C'è il Campobasso insieme al Cagliari, eccolo qui, il Cagliari sta andando incontro al periodo peggiore della sua storia, finirà in Serie C, poi riuscirà a riprendersi con Ranieri. Tra l'altro guardate qui, anche per la Serie B, scudetto e mascotte insieme, insomma messe tutte e due. C'è il Catania, una delle ultime partecipazioni, poi rivedremo il Catania in Serie B soltanto all'inizio degli anni 2000, eccolo qui. E poi anche il Genoa in attesa di riscossa insieme all'Empoli, che è ancora inconsapevole che ancora un paio d'anni e riuscirà a centrare una promozione praticamente insperata, visto il ripescaggio al posto del Vicenza. Queste sono altre squadre della Serie B. Adesso diamo un'occhiata anche alla Serie C, anche per il Perugia, uno degli ultimi anni prima del declino, poi tornerà a metà degli anni 90. E poi passiamo a vedere rapidamente anche la Serie C. Eccolo qui, calendario 84-85 con le squadre, scudetti e squadre. Questa è la C1 e adesso guardiamo anche le altre. Ovviamente mettete in pausa il video quando vi faccio vedere le cose. Eccole qui, squadre del girone A della C1. Adesso guardiamo anche rapidamente il girone B, eccolo qua. E poi la C2 con solo gli scudetti, eccola qui, girone A, girone B, fino al girone D arrivava la C2. Vi faccio vedere il girone B, eccolo qui,
girone C, vedo Mira e Umegna, che sono delle squadre abbastanza sconosciute ai più giovani, ma anche per me in realtà, che non l'ho mai viste in Serie C. E infine il girone D con le squadre del sud, il Gladiator, squadra che il nome mi ha sempre un po' incuriosito, che era la squadra di Santa Maria Capo Avetere. Poi c'è l'Ercolanese, insomma queste erano le squadre del sud, del centro-sud. E poi finisce così l'album senza le pagine delle coppe europee. Qui dietro c'è la pubblicità delle macchine fotografiche con Rummenigge. Insomma, questo è l'album della stagione 84-85 dello scudetto del Verona, abbastanza essenziale ancora l'album, anche se più o meno la struttura poi degli album degli anni 80 è rimasta grosso modo la stessa, e le vere rivoluzioni ci sono state a partire dall'inizio degli anni 90, dalla stagione 92-93 in particolare. C'erano poi delle sezioni speciali che andremo a vedere fra qualche settimana. Vi faccio rivedere la copertina dell'album 84-85, questo è l'album di esattamente 40 anni fa. Torna questa rubrica la settimana prossima con l'album della stagione 85-86, scavalliamo la metà degli anni 80 e ci avviciniamo alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, gli album che ho iniziato a fare anch'io da bambino. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è sempre gratis, lasciate like, commenti, seguite anche i social, ci sono tutti i riferimenti nella descrizione del canale senza che ve li sto a ricordare, anche perché altrimenti perdo la voce. Ciao a tutti.